Sono ben 697 per un valore complessivo stimato in 1 miliardo e 745 milioni le opere necessarie alla prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico nel Veneto. L'elenco redatto da ANBI raccoglie le segnalazioni degli 11 consorzi di bonifica presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un piano dettagliato che consentirebbe di agire sulla prevenzione in modo concreto, scongiurando problematiche assai gravi che potrebbero presentarsi da un momento all'altro. Di questi 697 progetti, però, solo 25 sono definiti esecutivi, pur mancando ancora le risorse. È indispensabile continuare ad investire per poterci prevenire rispetto a delle questioni di difesa idraulica che sono importantissime. Non bisogna mai dimenticare che dopo una stagione siccitosa come quella di quest'anno è molto probabile che arrivi la bomba d'acqua. Per queste bombe d'acqua, questo cambiamento climatico che c'è, dobbiamo prevenirlo. La prevenzione significa investire in risorse, investire su progetti che noi abbiamo pronti e cantierabili. L'appello dunque di ANBI è accorato sia alla Regione che al Governo per ottenere le risorse necessarie agli interventi. I consorzi hanno presentato a loro spese i progetti, ma chiaramente ancora non può bastare. Le regioni purtroppo hanno trovato la scappatoia, l'escamotage delle dichiarazioni di stato di calamità naturale, si spendono decine e decine, centinaia di milioni di euro per restaurare i danni a cittadini, ad agricoltori e poi si aspetta l'evento estremo successivo. Credo che questo non sia più né legittimo né giusto. In tutto questo, e solo per quel che riguarda il Veneto, resterebbero scoperte 672 opere necessarie alla salvaguardia del territorio se quelle 25 andranno in cantiere. Dalle belle parole, adesso diventa prioritario passare ai fatti.